pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con un incidente stradale nel Trapanese in corso Piersanti Mattarella, in cui sono state coinvolte due auto, una BMW e una Jeep. Quest'ultima ha avuto la peggio nello scontro, ribaltandosi completamente. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da accertare. Da una prima ricostruzione sembra che le due auto stessero facendo un'inversione quando una si è scontrata con l'altro mezzo diretto verso Piazza Martiri d'Ungheria. Il conducente è stato trasportato in ospedale a causa di alcune contusioni riportate durante l'impatto. E ancora un incidente stradale, questa volta ci spostiamo nel quartiere Librino di Catania, dove si è verificato un sinistro nella strada che conduce al Pigno. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un'auto e un mezzo pesante, da accertare il numero di feriti, di cui certo è uno grave, per cui è stato richiesto l'intervento del 118 e dell'elisoccorso. Saranno celebrati oggi alle 14:30 nella cattedrale San Lorenzo di Trapani i funerali del capitano Fabio Antonio Altruda. Il pilota è morto martedì scorso mentre era ai comandi di un aereo del 37° stormo di Brigi, mentre stava facendo ritorno alla base di ritorno da una missione di addestramento. Alle esequie, che saranno officiate dal vescovo Pietro Maria Fragnelli, è prevista la partecipazione delle massime autorità militari del paese. La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito su delega della Procura etnea una confisca dei beni riconducibili a 3 persone. Stiamo parlando di Gaetano Liottasio, Vincenzo Mangano e Giuseppe Susinni, condannate nel 2020 a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti, tra cui l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, la truffa ai danni dello Stato, il riciclaggio e l'intestazione fittizia di beni. C'è anche l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, aggravato dall'aver agevolato il clan Santa Paola Ercolano, favorendone l'infiltrazione occulta di Cosa Nostra catanese nel peculiare settore economico di Susinni. È tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. A più tardi. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.